Il risotto alla milanese non è solo un piatto, è oro nel piatto. A Milano lo chiamano anche il risotto Jalt. Per raccontare la nascita del risotto alla milanese, bisogna tornare indietro nella Milano del Cinquecento, tra il cantiere immenso del Duomo, le impalcature, i maestri vetrai e le botteghe dove arte e mestiere si mescolavano ogni giorno. Secondo la tradizione, uno degli assistenti dei vetrai usava lo zafferano per dare colore. E un giorno, quasi per scherzo, lo zafferano finì anche nel riso. Il riso diventò giallo come l'oro. Doveva essere una trovata curiosa, ma piacque a tutti. Però attenzione, questa è la leggenda. Forse c'è del vero, ma le attestazioni scritte arrivano più tardi, soprattutto nell'Ottocento. Il vero risotto alla milanese nasce da pochi elementi: riso, burro, cipolla, vino bianco, brodo di manzo, zafferano, formaggio di grana e nella versione più tradizionale anche il midollo. Insomma, tra leggenda e storia, una cosa è certa: il risotto Jalt è diventato uno dei simboli più profondi di Milano e della Lombardia. La ricetta completa è nei commenti.